Commemorato a Palermo il prefetto Dalla Chiesa a 42 anni dalla uccisione assieme alla giovane moglie Emanuela Setti Carraro. Inaugurato a Raffadali uno sportello ERA. Un arresto per droga eseguito dai carabinieri a Favara. Riconoscimento per il vicario del questore di Agrigento. Un'altra serata al Temenos di Agrigento con ospiti d'eccezione: Fioretta Mari, Giussi Buscemi e Gianfranco Iannuzzo. Stasera Ninni Bruschetta. Bentrovati da TVA Notizie. 42 anni fa la mafia uccideva il prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro. Oggi commemorazione in via Carini. In via Isidoro Carini a Palermo, commemorazione in ricordo del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 42 anni fa da Cosa Nostra in un agguato insieme alla moglie e all'agente di scorta Domenico Russo. Il prefetto, già generale dei carabinieri, era arrivato in città 100 giorni prima. Doveva essere la risposta dello Stato a Cosa Nostra. Dalla Chiesa aveva dato prova delle sue eccezionali qualità professionali nella lotta al terrorismo. Da alto ufficiale dei carabinieri era riuscito a sconfiggere le Brigate Rosse in un momento difficilissimo per l'intera nazione. In quel caso il governo gli aveva conferito poteri speciali, gli stessi che avrebbe dovuto ricevere da prefetto di Palermo nella lotta a Cosa Nostra, poteri che in quest'ultimo caso non arrivarono mai. Carlo Alberto Dalla Chiesa conosceva bene la Sicilia, dove aveva prestato servizio da ufficiale dei carabinieri, e il suo arrivo a Palermo aveva aperto la speranza ai siciliani onesti. Commovente il cartello che subito dopo la strage fu appeso da alcuni cittadini in via Carini, parole che rappresentavano il sentimento di sconforto in seguito alla strage. Qui è morta la speranza dei palermitani onesti, un monito che a 42 anni di distanza non ha perso il potente significato. Stamattina in via Isidoro Carini, tra le autorità civili, militari e religiose presenti, anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. È la situazione soprattutto di isolamento in cui mio papà era stato lasciato dalla politica del tempo. Ne eravamo consapevoli, ma per me che ero sua figlia era invincibile. Ero convinta che anche in questa situazione così complessa ce l'avrebbe comunque fatta. C'è alcun dubbio che è un luogo simbolo nella storia di Palermo e segna un momento terribile nella storia di Palermo, ma nella storia d'Italia, con la perdita di un uomo simbolo della legalità per tutto il Novecento di questo paese, che ha combattuto il terrorismo e la mafia e ha insegnato a chi è venuto dopo a combattere soprattutto la mafia, tant'è che quel metodo che viene sempre evocato dal generale della Chiesa è un metodo che ancora oggi trova applicazione ampia in tutti quelli che possiamo definire i suoi allievi, l'Arma dei Carabinieri. Inaugurato a Raffadali uno sportello ERA. Vediamo. Il gruppo ERA oggi a Raffadali per svolgere la sua attività nel settore dell'energia. Sì, oggi è un giorno importante per il gruppo ERA e credo anche per Raffadali. Procediamo oggi con la prima inaugurazione, il primo sportello del gruppo ERA in Sicilia. Nei prossimi giorni ce ne saranno delle altre. Il gruppo ERA arriva qui con il suo know-how, e cioè la forza della prossimità con il cliente. Noi non solo abbiamo canali di contatto da remoto, ma diciamo il valore aggiunto è quello di essere presenti fisicamente in modo tale da prendere per mano il cliente e accompagnarlo nelle scelte migliori. Altro punto di forza è l'energia green. Nell'era della transizione energetica ed ecologica abbiamo particolare attenzione a questo modello di sviluppo. Oggi a Raffadali, unico centro in provincia di Agrigento. È la prima inaugurazione in Sicilia, in provincia di Agrigento. Abbiamo Raffadali che attraverso il nostro partner imprenditoriale del luogo.
Poi ci saranno altre inaugurazioni nella provincia di Siracusa, di Palermo e di Ragusa. Quindi insomma, è un territorio sul quale il gruppo ERA è convinta di investire e siamo contenti di averlo fatto. Non solo luce ma anche gas. Sì, sicuramente iniziamo con le commodity di luce e gas. Il gruppo ERA, come sapete, spazia dai servizi ambientali, luce, pubblica illuminazione e tanto altro. Al momento in Sicilia partiamo con le commodity, poi ci allargheremo anche alla vendita di prodotti e servizi. È importante puntare sull'energia green. Assolutamente sì, ormai da anni si parla di transizione energetica ed ecologica, ERA oltre a parlarne la declina in atti concreti. Il vostro è un gruppo, diciamo, di livello nazionale. Ecco, tra i vostri slogan ridurre l'impatto dei costi di luce e gas, ma com'è possibile in questo momento dove, diciamo, il libero mercato è un po', diciamo, selvaggio? Ma proprio per questo noi intanto attraverso la presenza fisica sul territorio, diciamo, questo è anche un elemento di garanzia per il cliente, perché noi siamo qui, non abbiamo raffadali procacciatori che suonano al campanello e poi magari scappano. C'è il nostro imprenditore, un partner serio che è qui da anni, che prende per mano il cliente, prova ad accompagnarlo nella scelta migliore del libero mercato. Abbiamo tariffe a prezzo fisso, tariffe a prezzo variabile. Come sapete, non molto tempo fa c'è stata una crisi energetica molto importante che ha provato le famiglie, il conto economico delle famiglie. Noi attraverso la proposizione di prezzi fissi siamo riusciti a mettere in sicurezza molte famiglie, cioè tutti quei clienti che si sono fidati della nostra consulenza e quindi non della nostra vendita commerciale squisita della commodity, si è trovata bene e abbiamo quotidiano riscontro in questo. Quindi il libero mercato diciamo, non è un perimetro nel quale ci si muove da soli, ma ci si muove accompagnati dai nostri consulenti. Anche altri utenti fuori Raffadali possono rivolgersi al vostro sportello? Assolutamente sì. Cronaca: arresto per detenzione di droga eseguito dai carabinieri a Favara. Arturo Cantella. A Favara i carabinieri della sezione operativa del comando della compagnia di Agrigento hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio una persona di 28 anni originaria di Agrigento con precedenti di polizia e già noto alle forze dell'ordine. Nella circostanza i militari impegnati in un serrato controllo del territorio hanno fermato e identificato il predetto trovandolo in possesso di 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed euro 6.490 in denaro in contante, somma ritenuta provento dell'attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 500 grammi di marijuana, 90 grammi di hashish suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il relativo confezionamento. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro unitamente alla citata somma di denaro. L'arrestato, al termine delle formalità di rito come disposto dalla locale procura della Repubblica di Agrigento, è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, nel corso della quale il GIP convalidava l'operato dei militari disponendo la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Manca l'acqua e lo scaricabarile diventa anch'esso insopportabile. La turnazione, dice l'AICA, tornerà regolare quando Sicilia Acque consentirà la fornitura ad Agrigento. Intanto interi quartieri restano a secco. L'AICA dice di non essere responsabile del disservizio, fatto sta, aggiungiamo noi, che quanto si sta ripetendo nelle zone interessate come Fontanelle non aiuta a placare la rabbia dei cittadini. E sulla crisi idrica, protesta ad oltranza davanti il municipio di Giuseppe Di Rosa. Arturo Cantella. Peppe Di Rosa oggi qui a protestare non stop per il problema dell'acqua.
Sì, abbiamo detto che rimarremo e faremo un sit-in stabile fino a quando il sindaco non avrà dimostrato alla città di volerla veramente bene, fino a quando non avrà reperito le fonti idriche, fino a quando non si sarà convinto di proporre alla Protezione Civile regionale e al governo regionale l'impianto di 2 dissalatori mobili. L'unica cosa che ci può permettere oggi di avere l'acqua immediatamente nelle nostre case sono 2 dissalatori mobili. Uno verrebbe installato a San Leone, uno verrebbe installato nell'ex dissalatore di Porto Empedocle. Dicono che la condotta sia funzionante. Pur non di meno, siccome non sono un tecnico, io dico che ci vogliono i dissalatori e vanno consegnati poi ad AICA, che deve procedere e provvedere alla distribuzione idrica. 80 litri al secondo per la città di Agrigento sarebbero il toccasana, torneremmo alla normalità che è quella dei nostri tempi, e avremmo risolto il problema. Fino a quando non faranno questo non ci muoveremo. Non è un sit-in passerella, non abbiamo da presentare documenti a nessuno, non stiamo chiedendo incontri a nessuno, non ci interessa di quello che può fare il prefetto, non ci interessa di quello che può fare il Presidente della Repubblica, a noi interessa di quello che può fare il Sindaco di Agrigento. Il Sindaco di Agrigento deve chiedere immediatamente, a modo nostro, l'installazione di questi dissalatori, e non abbiamo altro da dissentire. Fino a che non sarà successo questo, dormiremo qua, sosteremo qua, ci allontaneremo solo ed esclusivamente, ho detto, per problemi igienici e di pranzo e cena. Non faremo altro, anzi, il pranzo ci allontaniamo, la cena i ragazzi si stanno organizzando per consumarla qua stesso. Che tipo di riscontro hai avuto in queste ore qui davanti al comune, non so? Tu sai che io sono uno che non ha peli sulla lingua. Mi aspettavo una rispondenza diversa, mi aspettavo che le associazioni, seppure in discordia tra loro, oggi avrebbero quantomeno partecipato. Arrivano e dicono che sono presenti solo ed esclusivamente a livello personale. Io dirò qualcosa poi alla fine. Oggi voglio ancora stare lì ad aspettare. Non avevamo messo neppure il simbolo del Codacons stamattina presto, lo abbiamo messo alle 11 del mattino, non prima, perché riteniamo che il problema acqua, il problema di carenza idrica colpisca l'intera popolazione. Noi siamo l'associazione consumatori più grossa d'Italia e siamo qua per dimostrare che noi teniamo veramente alla città di Agrigento e ai cittadini agrigentini. Le altre associazioni che hanno organizzato altre manifestazioni e oggi si ritrovano schierate a favore dei sindaci, con documenti a favore dei sindaci, ci sembra che qualcosa forse sia sfuggita ad altri, ma a noi no. Forse c'è stata qualche telefonata notturna, forse c'è stato qualche intervento di qualche deputato assessore. Quello che c'è stato non riusciamo a saperlo, però una cosa è certa: hanno spento le manifestazioni precedenti. A noi non riusciranno a spegnerci. Noi siamo qua e resteremo qua. Se riescono a spegnere il sole ci farebbero una cortesia. Ecco, ma questi provvedimenti pensi che siano attuabili in tempi brevi? Io mi sono informato con tecnici, i dissalatori, se il sindaco effettua la richiesta, non vi nascondo che ho visto entrare l'ingegnere Cocina stamattina, non più di un'oretta fa. È entrato, è andato dal sindaco e sta avendo un incontro con il sindaco, mi ha detto se ci saremmo forse viste alla sua uscita qua. Ritengo che dalla richiesta all'installazione non più di 6-8 giorni lavorativi. Questo lo dicono le aziende che affittano questi dissalatori. Vi vorrei ricordare a tutti che, essendo in uno stato di emergenza sancito con decreto dell'organo superiore in Italia, cioè dal Consiglio dei Ministri, immediatamente ci sono copertura finanziaria e volere politico. Il volere politico in questo momento non c'è, perché il sindaco non ha fatto la richiesta. Se il sindaco fa la richiesta, in 8 giorni avremo l'acqua da Agrigento. Se questo sindaco non se la sente di andare contro tendenza a quello che invece è la tendenza agrigentina, cioè quella di far soffrire gli agrigentini, si dimetta, veda cosa vuole fare e immediatamente commissarino il comune per quanto riguarda quantomeno le acque e firmino questo benedetto decreto che sancisce la spesa per il dissalatore ad Agrigento. È arrivato un importante riconoscimento per Francesco Marino, vicario del Questore di Agrigento. Vediamo con Arturo Cantella. Il dottor Francesco Marino, vicario del Questore di Agrigento, ha assunto da oggi la reggenza del servizio tecnico, logistico e patrimoniale
della Polizia di Stato Sicilia-Calabria. La nomina è stata disposta dal capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani, che arriva come un riconoscimento per l'eccezionale lavoro svolto da Marino durante i 2 anni trascorsi presso la questura di Agrigento. In questo periodo ha collaborato efficacemente con i questori dottoressa Rosa Maria Raci, dottore Emanuele Ricifari, fino all'attuale dottore Tommaso Palumbo. Il dottore Marino si è distinto in particolare per l'organizzazione dei servizi legati alla gestione del fenomeno migratorio a Lampedusa, per il coordinamento delle visite di alto profilo sull'isola, tra cui quelle del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del Presidente del Consiglio Meloni, del Ministro dell'Interno Piantedosi, del Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani. Il suo contributo è stato determinante anche nella gestione di eventi di grande rilievo, come il concerto di Capodanno, il Festival del Mandorlo in Fiore, le esibizioni musicali alla Valle dei Tempi, il Google Camp, i servizi di sicurezza per importanti competizioni sportive in ambito provinciale. Il questore Palumbo, insieme ai funzionari e personale della questura di Agrigento, rivolge al dottore Martino i più sentiti auguri per il nuovo incarico. Anche la produzione di fichi d'India a rischio per la siccità. La siccità sta ancora mettendo in ginocchio l'agricoltura siciliana, con effetti devastanti sulla produzione di olive e fichi d'India. Tuttavia la regione si prepara ad intervenire con un piano di sostegno finanziario per gli agricoltori colpiti, mentre ad Alcamo, per esempio, la situazione sembra parzialmente essere sotto controllo. La siccità è ufficialmente in zona bollino rosso anche per l'olivicoltura. La mancanza di piogge per oltre un anno, unita a ripetute ondate di calore, ha inciso pesantemente sui cicli produttivi delle culture agroalimentari isolane. Da 50 anni non si ricorda una stagione come questa, afferma Giosuè Catania, presidente facente funzioni della CIA Sicilia Orientale, presidente della cooperativa APO che opera nel settore olivicolo. Secondo le stime dell'APO, la produzione di olive in Sicilia ha subito un calo del 50-60% rispetto alla campagna precedente. La provincia di Catania e il Basso Ennese sarebbero le aree più penalizzate, con una riduzione che raggiunge l'80%. Anche le zone situate alle falde dell'Etna mostrano una produzione ridotta del 50%, mentre nel siracusano e nel ragusano la perdita si aggira intorno al 60%. Complessivamente la produzione siciliana potrebbe scendere a 16-18 mila tonnellate rispetto alle 35 mila della campagna 2023-2024. Anche i fichi d'India siciliani non sono stati risparmiati dalla siccità. La produzione del bastardone, tipico frutto di fine estate, è in calo del 30%. Il distretto del fico d'India di Sicilia, che detiene il monopolio del mercato italiano e oltre il 90% di quello europeo, ha rilevato un forte stress delle piante causato dall'assenza di piogge negli ultimi 15 mesi. Questo ha anche alterato il ciclo produttivo, anticipando la maturazione dei frutti. In risposta alla crisi, la regione siciliana ha stanziato 40 milioni di euro per sostenere le imprese agricole colpite dalla siccità. Di questi 15 milioni provengono dal Ministero dell'Agricoltura, altri 10 dalla manovra finanziaria approvata all'ARS e ulteriori 15 milioni saranno erogati tramite un bando pubblicato dal commissario delegato per l'emergenza idrica. Le risorse saranno destinate principalmente agli imprenditori agricoli per la captazione, raccolta e stoccaggio delle acque, la costruzione di nuove vasche e serbatoi e la realizzazione di nuovi pozzi. Le domande per ottenere contributi dovranno essere presentate entro il 30 settembre prossimo. Rientra in parte inoltre la fase critica ad Alcamo rispetto all'emergenza idrica, che sembra essere superata. Dal 24 luglio il centro operativo comunale, il COC, è stato attivo tutti i giorni per fronteggiare la crisi e garantire così l'assistenza alla popolazione. Grazie all'intervento coordinato della Protezione Civile Comunale e l'attivazione di nuovi punti di rifornimento idrico, la situazione sta lentamente migliorando.
Il sindaco ha annunciato la chiusura del COC e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla gestione dell'emergenza, sottolineando che il secondo pozzo Racali, recentemente attivato, permetterà un aumento dell'erogazione idrica in città. La siccità ha colpito duramente la nostra isola, ma le misure messe in campo dalla regione e non solo cercano di mitigare ancora adesso gli effetti di una delle peggiori stagioni degli ultimi decenni. La campagna vitivinicola quest'anno, peggio di come sta andando, non può andare. Allo spazio Temenos di via Pirandello ad Agrigento, ieri un'altra serata con ospiti d'eccezione. Il servizio. La rassegna della strada degli scrittori, lo schermo a 3 punte, ieri sera allo spazio Temenos di Agrigento si è arricchita di altri ospiti d'eccezione. Ospiti di Felice Cavallaro, Fioretta Mari, Giussi Buscemi, accompagnata dai genitori, e Gianfranco Iannuzzo. Fioretta Mari, straordinaria con i suoi 82 anni, ha ripercorso momenti indimenticabili della sua carriera che l'ha vista lavorare con altri grandi dello spettacolo, tra cui Vittorio Gassman, Massimo Troisi, Nino Manfredi e Ugo Tognazzi. Intervistata da Felice Cavallaro, Giussi Buscemi, dal canto suo, reduce dal Festival di Venezia, ha mostrato tutta la sua simpatia, raccontando del suo legame con i familiari e il suo paese dell'Agrigentino, Menfi. Gianfranco Iannuzzo al solito ha strappato risate, ma anche delle interessanti riflessioni, parlando di Agrigento e degli agrigentini e della città che, capitale della cultura, lo è da sempre. Questa sera sarà la volta di Nenni Bruschetta, attore e scrittore. Oggi un giorno significativo per la nostra emittente. Sì, infatti oggi io sono qui in una veste insolita, non di intervistante ma di intervistata, per parlare della prima uscita del docufilm 1992, Falcone e Borsellino, Il fuoco della memoria. È un docufilm prodotto dalla nostra emittente, prodotto da Tele1 e commissionato dall'Università degli Studi di Palermo, dal Dipartimento di Scienze Politiche, diretto dal professore Costantino Visconti. È un giorno veramente particolare, perché in questo docufilm veramente abbiamo messo l'anima, abbiamo aperto i nostri archivi, abbiamo fatto indagini storiche per raccogliere una memoria che oggi vogliamo consegnare e trasferire ai più giovani. Abbiamo intervistato, parlo in prima persona perché mi onoro di essere stata il direttore di produzione e coautore, insieme peraltro ad autori straordinari come Luigi Sarullo, giornalista, Nino Blando, docente di storia, e Ambrogio Crespi, che è stato non solo autore ma anche regista del docufilm, e che ha portato insieme a Tele1 delle coproduzioni prestigiose come la TMG Biondani, la Digital Identity e la PSC Project Smart Communication, un grande lavoro di squadra per raccogliere le testimonianze e cristallizzare una memoria, le testimonianze di quelli che loro malgrado sono stati protagonisti di questa pagina dura, di questa pagina amara di storia, che però va appunto raccolta, cristallizzata, ricordata e trasferita. Oggi è un giorno importante perché questa memoria verrà consegnata attraverso la scuola, perché ci onora che il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Giuseppe Pierro, abbia voluto promuovere nella sede del Parlamento siciliano, congiuntamente alla Commissione nazionale regionale antimafia, presieduta dall'onorevole Cracolice, avrebbe voluto promuovere proprio questo docufilm anche nel giorno che ricorda la morte del generale Dalla Chiesa. Quindi in questa occasione consegneremo questo docufilm, questa memoria ai presidi, nella speranza che poi arrivi lontano, arrivi là dove deve arrivare ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Questi contenitori, li state vedendo nelle immagini, per la raccolta di abiti usati devono essere rimossi dal punto in cui si trovano, ovvero in Viale Sicilia a Fontanelle, di fronte agli esercizi commerciali.
Lo sostengono i residenti e gli stessi commercianti. Non riuscendo a frenare la maleducazione della gente, bisogna intervenire drasticamente perché quello che si vede non si può più tollerare. Presentato ad Agrigento il libro Polvere di gesso. Ci sono le interviste di Valentina Laimo. Presentazione ufficiale del libro Polvere di gesso, come vincere dopo 28 bocciatura, una grande partecipazione alle fabbriche. Sì, un grande successo, io ringrazio tutti i partecipanti per questa prima uscita in pubblico del libro Polvere di gesso, che vuole essere da stimolo per tutti i giovani a credere in se stessi e a raggiungere tutti i loro obiettivi e realizzare tutti i loro sogni attraverso la fede, attraverso la forza di volontà, attraverso il supporto della famiglia, attraverso l'umiltà e il credere che tutto è possibile. Lei si definisce quasi professore, perché? Quasi professore perché, come tutte le professioni, non solo quella di professore, è un punto di arrivo, non di partenza. Di conseguenza bisogna migliorarsi, questo non basta avere una laurea, avere un'abilitazione o 24 CFU, ma bisogna lavorare con impegno, con i ragazzi, con passione e amore e guardare negli occhi tutte le aspirazioni, i sogni dei ragazzi. Solo così si può raggiungere il sogno di essere professore. Cosa vuole dire agli studenti, ai suoi colleghi professori? Ai studenti voglio dire che lottate per i propri sogni e dovete rendere orgogliosi, oltre ai genitori, altre due persone, che sono il bambino che è stato e l'uomo che sarà, perché rappresentano la purezza e l'innocenza e la maturità e l'esperienza. E se rendono orgogliosi queste due persone, hanno ottenuto un grande risultato. E i suoi colleghi? Ai miei colleghi, infatti il libro è dedicato pure ai colleghi, oltre ai miei ragazzi, ai miei alunni, ai miei genitori e la mia famiglia, anche dedicato ai colleghi, tutti quei colleghi che ogni giorno lottano contro tutti e tutto per far sì che questi ragazzi diventino il futuro del nostro paese. Le fabbriche Fondazione Aristide di Agrigento hanno ospitato una particolare presentazione di un libro, Polvere di gesso, di Giuseppe Pugliese, un libro che ha offerto diversi spunti, diversi punti di vista. Sì, una serata estremamente interessante e non fosse altro che si inserisce all'interno della cornice di eventi culturali che la Fondazione Aristide nello spazio agrigentino delle fabbriche sta offrendo. Questo libro significativo dal punto di vista del messaggio che intende lanciare per l'attrazione che ha suscitato nel pubblico numerosissimo che ha presieduto la serata. Questo è un segnale importante non soltanto perché ci offre una precisa direzione culturale per la gestione di questo spazio, ma perché evidentemente ci mette nelle condizioni di poter individuare quelle figure di scrittori, di autori o di intellettuali che possono anche attraverso questo luogo entrare in relazione con un pubblico qualificato. Un volume estremamente innovativo anche dal punto di vista dell'analisi di temi pedagogici legati alla formazione dei giovani e del contributo che i ragazzi possono dare nel tempo della nostra società, e quindi credo che in qualche maniera abbia contribuito a creare anche una condizione nuova per poter discutere ad Agrigento di nuove forme culturali. Un dissalatore per la città di Messina. C'è la proposta. Consigliere, il futuro che si immagina a Messina con il ponte sullo stretto si potrebbe intrecciare con l'ex Sanderson, l'ex agrumaria, l'industria abbandonata da decenni ormai. C'è una sua proposta, in cosa consiste? No, la mia proposta è che la dovremmo comunque portare giovedì in commissione Ponte, quando si parlerà delle opere connesse con la realizzazione di un dissalatore. Ne ho parlato col presidente Trischitta e mi è venuto in mente che noi abbiamo un'area che effettivamente ora è stata definanziata da poco dalla regione, si devono spendere dei soldi, doveva nascere un porticciolo a forma di delfino, tutto questo purtroppo è stato definanziato, non ci sarà più.
Ci sarà forse un recupero con dei fondi ESA, ma che comunque non riusciranno a levare tutti i veleni che sono presenti ancora all'interno di quell'area, quindi se la Webuild vuole effettivamente nelle opere connesse fare qualcosa per la città, potrebbe comunque ripulire, riqualificare questa zona qua dell'ex Sanderson, che sappiamo che è una vasta area, una parte destinarla a questo dissalatore che vorrebbe realizzare, l'altra parte ritornandola alla cittadinanza. So che c'è anche un comitato che si occupa di quell'area là, fatta da persone del quartiere, del primo e del secondo quartiere. Potrebbe essere una soluzione interessante finalmente per avere un'area che veramente è importante e strategica per la città di Messina. Rimarrebbe però una vocazione industriale, insomma, poco verde lì nella zona sud, non pensa che ci possa essere questo limite? Ma guardi, l'area è abbastanza grande, si potrebbe creare qualunque cosa, anche un parco, dico, il dissalatore non è che andrebbe a prendere tutto lo spazio di quest'area qua, quindi è veramente molto vasta la zona, per la vicinanza al mare potrebbe essere utile per tutti e due gli scopi. Breve pausa per la pubblicità, torniamo tra poco. Il 6 settembre alle 20:30 al Teatro Panoramica dei Templi, serata di beneficenza a favore di Telethon. Ad organizzarla il Centro Renato Guttuso di Favara. Ciao amici, Sergio Vespertino con questo video perché c'è una serata meritevole d'attenzione. Stiamo parlando di una serata di beneficenza pro Telethon organizzata dal Centro Culturale Renato Guttuso. Quando? Venerdì 6 alle ore 20:30, dove? In una location incantevole, Teatro Panoramica Valle dei Templi ad Agrigento. Quindi vi aspetto numerosi con una gran bella adesione, i biglietti si fanno in loco. Ci vediamo presto, ciao! Torna a Calatafimi, nel Trapanese, la festa della Madonna Bambina, il servizio. Dopo 5 anni la gente di Calatafimi l'aspetta veramente con il cuore. La facevamo sempre ogni 2 anni, poi ci siamo un pochettino dilungate per il Covid, riorganizzare tutto il comitato, riorganizzare tutta la festa. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope. A nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. È dedicata anche ai bambini, soprattutto ai bambini che attraversando questo periodo infelice di Covid non hanno avuto più modo né di venerare la Madonna né tantomeno divertirsi con la Madonna. Organizziamo tutti i giochi tradizionali che ormai tendono a scomparire, come la corsa degli insaccati, il gioco dei pignatelli, il gioco della pasta asciutta, della mela, della corsa dell'uovo, dove i bambini si crea un antagonismo tra di loro. Quello che suscita molto fervore e attenzione è l'albero della cuccagna. Salire un albero di 12 metri. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. La chiesa è stata costruita nel 1613 dal signor Mucaira. Su questo territorio aveva dei feudi. È stata ricostruita dopo la prima guerra mondiale dal signor Avila. Per grazia ricevuta portò qui la Madonnina, gli è stata regalata per il suo matrimonio. Dal 2013 che sono con questo comitato mi sono occupato sempre di questa sagra. È una cosa che ci tengo, ogni anno si cambia, la pasta con le sarde, la pesto alla genovese o la pasta con la carrettera. Quest'anno facciamo casarecci con pesto alla genovese. Si può dire un'offerta perché in questo ticket c'è un sorteggio pure, la pasta, c'è il vino, c'è i formaggi, sono le olive. In questo sorteggio abbiamo pure un televisore. Non vi siete fatti mancare niente? No, completamente. Questa è una scommessa che stiamo facendo e cerchiamo di riprendere tutta questa attività che da 5 anni ci manca. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen.
l'aggregazione di tanti devoti che ci sono a Calatafimi e che ci danno anche una mano con le raccolte 4 giorni dal 5 all'8 di settembre. C'è tanto lavoro da fare. La popolazione fa di tutto per assistere, per seguire la Madonna, qualcosa di molto bello. Questo comitato ha costruito un palco delle celebrità, ci sono delle impronte di famosi. Ci aspettiamo che arrivano tante persone con la sagra, con i giochi, con l'albero della cuccagna, un grandioso gioco d'artificio. Basta che si dice Madonna Bambina, arriverete tranquillamente sul posto. Ringraziamo l'amministrazione con il sindaco Gruppuso, l'assessore Piera Prosa, tutti gli sponsor, tutto il gruppo che ci sta dando anche una mano. Vi aspettiamo tutti con fede e con cuore. A me piace vedere questo tappeto di persone e, ho detto la prima sera, ma lo ripeto stasera, sono orgoglioso del pubblico di Segesta, che non è quello che si accontenta di cose così, magari un po' leggerine o senza grosso, ma che vuole sentire musica di qualità ed eventi di qualità. Numeri importanti per la seconda edizione di Talking Jazz al Tempio di Segesta, conclusasi sabato sera con l'esibizione del trio del pianista Danilo Rea, tra i più amati e popolari in Italia. L'evento, organizzato dall'Associazione per l'Arte con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e realizzato in collaborazione con il Parco archeologico di Segesta, ha preso il via giovedì 29 agosto scorso e ha registrato nel corso della 3 giorni dedicata alla musica di altissima qualità circa 1500 spettatori. Quando si è di fronte a luoghi così incredibili, questo luogo questa sera è nostro praticamente. Noi abbiamo fatto uno spettacolo all'interno di... abbiamo avuto il privilegio di farlo insieme, perché voi siete parte della rappresentazione. Perché è scritto Alleluia 2? Quanti alleluia ci sono? Scusa. Perché questa è la tua versione. In realtà Leonard Cohen l'aveva scritto un po' diverso, ma tu hai l'hobby di rompere le scatole. Un risultato di rilievo per il jazz che dalle nostre parti ricomincia ad avere seguito grazie anche, ma non solo, a Talking Jazz e all'Associazione per l'Arte, così dicono gli stessi organizzatori Giuseppe Messana e Vito Lanzarone. All'interno del Tempio di Segesta protagoniste sono state le band Riccardo Del Fra, Mills Aaron Parks, Alessandro Presti, Fabio Zeppetella Quartet e appunto Danilo Rea Trio. Ad incantare il numeroso pubblico delle 3 serate sono stati quindi musicisti del Fra, figura storica del contrabbasso italiano, Parks, tra i più grandi pianisti americani degli ultimi 20 anni, Presti, talento siciliano della tromba e sempre più tra i protagonisti della nuova scena jazzistica, ed ancora Zeppetella, tra i migliori chitarristi e compositori italiani, Cottone al contrabbasso, Santoro alla batteria e Bonafede al pianoforte, infine Rea, con lo storico contrabbassista catanese toscano e Cafiero alla batteria. Il direttore artistico e il presidente dell'Associazione per l'Arte, Lanzarone e Messana, ricordano di aver sempre voluto aprire, già dalla precedente edizione, una finestra jazzistica di ottima qualità, puntando sulle atmosfere che solo il jazz sa creare. Allora, grazie a Vito, a Peppe, a tutti coloro che si sono spesi per questa occasione, che hanno scommesso con noi per questa occasione, che evidentemente è stata una scommessa vinta.
Abbiamo deciso di devolvere questo, benché modesto, biglietto di ingresso nell'aiutarvi concretamente a investire sul verde, che un anno fa a fine luglio è stato devastato dall'incendio. Quindi tutto l'incasso è devoluto al parco per ripristinare il verde attorno al parco di Segesta. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.